Non si esclude il dolo per il pauroso incendio divampato in mattinata in una vasta area, oltre 1 chilometro quadrato, tra zona di pascole e boschi a Stoccareddo di Gallio. Il rogo sarebbe stato appiccato in 2 punti distinti e le fiamme si sarebbero propagate con estrema velocità causa il terreno arido e secco. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile di Lugo ed Enego, il personale dell'antincendio boschivo al lavoro per l'intera giornata. Per nulla semplice raggiungere il punto esatto. Con i mezzi a terra e a piedi impossibile accedere e lavorare, anche per il pericolo appunto di questo incendio che continua, che corre, veramente corre grazie, ahimè, a un vento abbastanza sostenuto di oggi, e quindi si è deciso di far intervenire un elicottero. Elicottero della Protezione Civile della Regione Veneto che, a causa delle difficoltà di approvvigionamento idrico, è intervenuto con un certo ritardo. Il personale antincendi boschivi ha allestito un apposito punto dove è stato possibile il rifornimento d'acqua. Intanto il vento non aiuta per nulla le operazioni di spegnimento che si protrarranno anche nelle prossime ore.